Il piano dal chiosso, dal terreno era ogni anno circa più o meno non era variazione. Si mette le ciringave, si metteva giù il zaino, la botaccia d'allaga, in preso, e dopo a me, che ero l'ultimo, che altro attaccavo in sera. Io lavi dal bosco, che è attaccato, vicino sul bosco, lassù, a chiudere lì per fare la chiusura. Le latis, che si chiamavano latis, no? Era una qualità, la grande parte una qualità che si tornava bene. Allora erano 6, 5, 6 per banda, e dopo da uri, e dopo il colpo, e via, e attraversati. E i tortus, bisognava avere pronti di 2 anni, perché avevano bene di girare, di leare e fare, capito? Quando era finito di mettere a posto, mettevano dentro le frasche, che sono più minuti, non grosse, se no tu le sentivi solo queste, no? Le frasche minuti. E dopo mettevano il feno, un strato di feno, un 15-20 cm, insomma cioè io 20-30 kg di feno, ecco dentro. E lì dopo mettevi la tela per ore, avevi le sburse, di metti i chiossi, che si chiamano i piquets, das burse. I piquets, no, das burse. E davanti facevano due fascini in pis, di fare la porta, che era il dormitorio normale. Quello era il dormitorio normale, però ogni 2-3 giorni stava il tempo a buon biel, e mettevano in giavare fuori il fen, le scusini, e per scassi soli, e il fen per che si sui, e si morbidiscono in tal sorelle. E dopo di stare lo mettevi dentro e loro dormivano più bene.